Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Maxi blitz contro la criminalità giovanile, 1000 agenti impegnati in controlli in 44 città in tutta Italia, fra cui anche Catania, vari sequestri di droga e 15 arresti. Ancora una giornata di caldo estremo, bollino rosso a Palermo, Catania e Messina, roghi in diverse province. A Siracusa rifugi climatici della Croce Rossa per dare assistenza ai turisti. Ieri la commemorazione per la strage di Via D'Amelio. Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso, attacca il governo Meloni e dal palco rincara la dose. Non voglio politici durante il minuto di silenzio. La cattedrale di Catania si prepara ad accogliere migliaia di fedeli per l'ostensione straordinaria delle reliquie di Sant'Agata domani e mercoledì. Stasera alle 19:40 la diretta su Telecolo con la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario. Tommaso Paradiso conquista Catania, pubblico delle grandi occasioni a Villa Bellini per il live tra successi e novità dell'estate 2026. Calcio, il Catania a un passo dall'acquisto del terzino Pagliai, trattative in corso con Gomez e del Crotone e della Morte dal Vicenza. Il Palermo sconfitto nella seconda amichevole precampionato. C'è stato un maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile, un blitz che ha coinvolto 44 province italiane, oltre 500 gli arresti, al centro dell'operazione anche Catania. Sentiamo Desiree Ferlito. Un'operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile che ha attraversato l'intero paese, ma che in Sicilia ha fatto emergere ancora una volta la pericolosità delle reti di spaccio e della violenza che coinvolge sempre più spesso i giovanissimi. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha interessato 44 province, oltre 1000 gli operatori impegnati. Il bilancio nazionale parla di 539 arresti, quasi 1000 denunce. In Sicilia le attività hanno riguardato Catania, Palermo e Messina, ma è nel capoluogo etneo che si è concentrato uno dei risultati più significativi dell'operazione. Le squadre mobili nell'ambito dell'operazione Alto Impatto hanno intensificato controlli e perquisizioni nei quartieri di Librino, San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo, colpendo numerose piazze di spaccio. Il bilancio è di 15 arresti, tra cui 2 minorenni, accusati a vario titolo di spaccio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, tentato omicidio e porto illegale di armi. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa 1 chilo e 300 grammi di cocaina, 18 chilogrammi di marijuana e quasi 300 grammi di crack, oltre a bilancini di precisione, materiali per il confezionamento della droga, denaro contante, un sistema di comunicazione walkie-talkie e perfino un jammer, dispositivo utilizzato per disturbare le comunicazioni elettroniche, e poi il sequestro di un vero e proprio arsenale. Oltre 400 cartucce, 2 fucili, 8 pistole, una penna pistola e un coltello. L'attività si inserisce in un più ampio percorso di contrasto alla criminalità organizzata giovanile. A Catania, infatti, nelle ultime settimane sono state eseguite anche 10 misure cautelari nei confronti di giovani appena maggiorenni nell'ambito delle operazioni Onda Nuova e Oltre il Villaggio, oltre agli sviluppi investigativi legati alla sparatoria dell'11 giugno in piazza Beppe Montana. In manette a Gela 7 persone ritenute gli autori della serie di furti e spaccate che per mesi hanno preso di mira attività commerciali in diverse zone della città. La modalità d'azione era sempre la stessa, vetrine sfondate usando pietre e arnesi pesanti. Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamattina in procura a Gela. E veniamo all'ondata di caldo estremo, oggi bollino rosso a Palermo, Messina e Catania, dove è scattato un piano straordinario di assistenza per i più fragili. Desiree Ferlito. Temperature altissime, rischio incendi e massima attenzione per le persone più vulnerabili e non solo. È un'altra giornata da bollino rosso in Sicilia, dove l'ondata di caldo spinge le amministrazioni ad attivare misure straordinarie. A Catania il comune, d'intesa con la città metropolitana, la protezione civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza. Nelle principali piazze lungo via Etnea e in altri punti della città saranno allestiti presidi con distribuzione di acqua, previsti anche spazi climatizzati per accogliere chi si trova in difficoltà e un potenziamento dei controlli sul territorio.
Particolare attenzione sarà rivolta alle persone senza fissa dimora. Resteranno aperti i dormitori comunali di via Eredia, via Stazione e quello di via Playa, mentre l'unità di strada intensificherà l'assistenza per raggiungere chi vive all'aperto. Situazione critica anche a Palermo, dove la Protezione Civile regionale conferma l'allerta rossa per il rischio incendi e livello 3, il cosiddetto bollino rosso per le ondate di caldo, con temperature percepite che possono superare 40 gradi. Allerta rossa anche a Messina, dove il sindaco Basile raccomanda prudenza. Tutta la Sicilia nella morsa del caldo. Nell'entroterra, nelle scorse ore, il termometro ha superato i 48 gradi. Per gli esperti bisognerà attendere fino a mercoledì prima che l'ondata di caldo possa attenuarsi. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche. E complici le temperature di questi giorni, quasi tutte le province dell'isola sono state colpite da vasti roghi. Sentiamo Laura Spanò. Sono stati centinaia gli interventi per lo spegnimento di incendi effettuati nella giornata di ieri in tutta la Sicilia da Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile, supportati da mezzi aerei, da Sala Paruta Enna, da Mister Bianca Siracusa, da Campo Felice Raffadale, poi Poggioreale, Scicli, Bivona, Modica, Agrigento, Catania, per continuare a Santa Ninfa, Camastra, Pindemonte Etneo, Mister Bianco, Castronuovo di Sicilia, Cammarata, Villafrati, Altofonte, Vittoria. Lunghissimo è l'elenco di città e paesi che hanno fatto i conti con le fiamme. L'isola ha continuato a bruciare per tutta la giornata, mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi della Protezione Civile in sinergia con Vigili del Fuoco, Forestale, Prefetture e Sindaci. Sui roghi circoscritti è iniziata la bonifica e il controllo del perimetro per evitare che le alte temperature possano innescare nuovi focolai. Ieri non è andata in fumo solo Sterpaglia, ma in alcune zone come nel Belice e Pruciare sono state zone boscate. Criticità anche per alcuni incendi che hanno continuato a lambire pericolosamente abitazioni, attività agricole, cabine Enel e financo il potabilizzatore di Sicilacque. Ieri sera ancora rimanevano alcuni fronti attivi sui quali si era spostata l'attenzione delle squadre antincendio sotto la supervisione della Protezione Civile regionale. E 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo degli incendi divampati in provincia di Enna, Mugavero e Baronessa. Sul posto Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile. Il sindaco ha annullato i fuochi d'artificio previsti per la serata. E sempre in tema, a Siracusa, al centro della città, la Croce Rossa ha allestito dei rifugi anticaldo per dare soccorso e assistenza, in particolare ai turisti. Francesco Aloi. È una cosa asfissiante, in effetti oggi per noi è la prima giornata che ci muoviamo sotto il sole. Però questo non ci ferma, ci fa andare avanti e guardare le bellezze delle risorse, le risorse di questa bellissima Siracusa. I medici lo ripetono sempre, evitare di uscire nelle ore più calde. Raccomandazione che però i turisti non seguono, perché ogni minuto della vacanza deve essere speso per scoprire qualcosa di nuovo. E così, nel centro storico di Siracusa c'è questo rifugio climatico con aria condizionata. Quelli che possono essere turisti che magari hanno determinate patologie richiedono al nostro personale sanitario quella che può essere la richiesta di una presa di pressione o ad esempio il controllo di quella che può essere la frequenza cardiaca. Questi sono gli interventi che in questo momento stiamo facendo. Con queste alte temperature quindi la Croce Rossa è qui, in piazza Minerva, vicino al Duomo. Una bottiglietta d'acqua a chi ne fa richiesta, un segno di presenza sul territorio. I volontari sono mossi e ringraziati da quello che può essere un sorriso da parte di tutti i turisti che capiscono ovviamente che questa divisa messa in questa posizione è soltanto di supporto e quindi mostra ancora una volta il grande senso civico dei volontari. Chi gira tra piazze e vicoli di Ortigia cerca di camminare all'ombra, anche se il caldo c'è sempre. L'unica alternativa può essere questa, il mare, che si trova proprio a qualche minuto dalla postazione della Croce Rossa. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri pomeriggio nelle acque al largo del Porto Grande di Siracusa. Alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza del corpo senza vita. Da una prima ispezione del medico legale il cadavere presenta delle ferite. Indagini in corso della Procura di Siracusa.
E veniamo alla commemorazione per la strage di Via D'Amelio. Salvatore Borsellino ieri ha attaccato il governo Meloni e dal palco ha rincarato la dose dicendo non voglio politici durante il minuto di silenzio. Sentiamo Marco Gullà. Centinaia di persone si sono ritrovate ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Palermo per la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino. Dietro lo striscione con la scritta "La verità non va in prescrizione" c'erano tra gli altri Arianna Meloni e la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della Polizia di Stato, della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, è stato segnato anche quest'anno dalle polemiche soprattutto sul piano politico. Il fratello del magistrato Salvatore Borsellino ha attaccato il governo di centrodestra rivolgendo dure critiche in particolare alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parole ribadite anche dal palco. Io da anni vengo qui per impedire agli avvoltoi di venire sul luogo della strage, di volteggiare sul luogo della strage e di portare quelle corone di fiori, le corone di mandamorti che portavano davanti a questo olivo. È da anni che impedisco ai politici, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti dei partiti di venire come tali. La giornata commemorativa si era aperta con la deposizione di una corona d'alloro al reparto Scort della caserma Lungaro. Successivamente in Via D'Amelio studenti e associazioni, tra cui Libera, hanno preso parte alle iniziative in ricordo delle vittime. Senza verità non si può costruire giustizia, diventa una memoria prigioniera di certi meccanismi che non devono ingabbiarla, questa memoria. Nessuno può cancellare quello che è avvenuto, abbiamo bisogno di sapere che cosa ci stava veramente dietro. Ci sono fascicoli che danno una direzione, ci sono anche elementi che si aggiungono, cerchiamo la verità. È morto il comandante Alfa, tra i fondatori del reparto GIS dei Carabinieri, reparto speciale dell'Arma, la cui identità è sempre rimasta segreta. Originario di Castelvetrano, aveva 75 anni ed era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Il busto di Sant'Agata, patrona di Catania, interamente restaurato, potrà essere venerato dai fedeli domani e mercoledì in occasione di una ostensione straordinaria delle reliquie e stasera a partire dalle 19:40 su Telecolor in diretta dalla cattedrale la conferenza di presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario e dei gioielli. Giusy Lazzara. A Catania la Basilica Cattedrale aprirà le sue porte per l'ostensione straordinaria pubblica di Sant'Agata in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie. I devoti si preparano così a vivere un pellegrinaggio martedì 21 e mercoledì 22. Ecco cosa potranno incontrare e vedere durante 2 giorni di ostensione. Sarà possibile incontrare e venerare la reliquia del cranio di Sant'Agata. Si potrà vedere anche interamente restaurato il busto reliquiario insieme ai suoi gioielli. Sarà esposto un nuovo modello 3D in scala 1:1 del busto reliquiario realizzato per permettere alle persone non vedenti di poter toccare con mano le forme del simulacro della patrona. Ci sono anche delle regole da seguire. L'ingresso in cattedrale avverrà dai cancelli su via Vittorio Emanuele, il più vicino a Piazza Duomo, mentre l'uscita sarà l'altro cancello, sempre su via Vittorio Emanuele, più vicino all'Arcivescovado. Non sarà possibile fare né foto né video. Come anticipazione a queste giornate di fede, a partire dalle 19:40 in diretta su Telecolor dalla cattedrale la conferenza di presentazione dei restauri del busto reliquiario e dei suoi gioielli, curati dalle maestranze dei musei vaticani. E quindi vi ricordo l'appuntamento con la diretta delle 19:40 di oggi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altri servizi. Parliamo di gelato, un piacere soprattutto in questa stagione, ma anche una tradizione che in Sicilia conta numerosi estimatori. Veronica Barbarino. Cioccolato, pistacchio, mandorla, ricotta e tantissimi altri gusti. In Sicilia tutti pazzi per il gelato. Ogni anno nell'isola si spendono 157 milioni di euro per concedersi coni, coppette e brioche ripiene. A fotografare il settore è l'Osservatorio Medie e Piccole Imprese di Confartigianato Sicilia.
Gelato con questo caldo ci vuole per forza. Sto prendendo la completta piccola, fragola e pistacchio. Quante volte mangi il gelato a settimana? Almeno 4 volte a settimana, anche se lo mangiai tutti i giorni. Palermo è la provincia dove si spende di più, seguono Catania e Messina. Ragusa è invece tra le province con maggiore vocazione artigiana ed Enna è il mercato più piccolo dell'isola. 563 i laboratori di gelateria artigianale in Sicilia, autentici templi del gusto. Nella nostra gelateria il gusto che rappresenta più la Sicilia, soprattutto il ragusano, è sicuramente la ricotta, fatto con ricotta fresca vaccina ragusana, mentre invece il gusto più venduto è nocciola. Come gusti più venduti abbiamo Dolceria, che è una base nocciola, noccioline caramellate e croccante al cioccolato, e poi invece Regina, che è una base vaniglia e frutti di bosco. Come gusto che rappresenta il nostro territorio abbiamo pistacchio. Nella nostra isola il gelato quindi non è solo un piacere, ma qualità e tradizione, da gustare un cucchiaio alla volta. E adesso il concerto di Tommaso Paradiso a Catania, alla Villa Bellini, nel cartellone del Catania Summer Fest, in scaletta il suo nuovo album Casa Paradiso, il meglio dei suoi vecchi successi. Orazio Longo. In scaletta anche il nuovo singolo Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso fa il pienone a Catania alla Villa Bellini, ospite della rassegna Sotto il Vulcano Fest, di punto e a capo nel cartellone del Catania Summer Fest 2026. Dopo il successo dei Romantici disco d'oro, Tommaso Paradiso è tornato dal vivo con una serie di appuntamenti estivi con le canzoni del nuovo album Casa Paradiso e i pezzi più iconici del suo repertorio. Racconto di un amore estivo imprevedibile, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono, frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare in un pop destinato ad accompagnare l'estate 2026. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo tra poco con la pagina sportiva e parleremo del Catania fra calcio e mercato. E siamo allo sport, ripresi oggi dal Catania gli allenamenti al Massimino sul fronte mercato, vicino all'arrivo di Pagliai, mentre per Carnielutti al Sorrento si attende solo l'ufficializzazione. Inizia una settimana fondamentale per il futuro del Catania. Da oggi ogni momento è quello giusto per chiudere affari e rinforzare la squadra dopo gli arrivi dei giovani Miai e De Falco. Il primo sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni, accordo raggiunto con l'Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Longo intende affidarsi a calciatori che conosce bene. A buon punto anche la trattativa con il Crotone per l'attaccante Guido Gomez, una garanzia in terza serie e altro fedelissimo di Longo. Nel ruolo di esterno di centrocampo c'è un'intesa di massima con il Vicenza per Matteo Della Morte. Catania interessato insieme a Padova e Arezzo al jolly 23enne Michele Grande. Con l'Altamura ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite. Impiegato come trequartista e a centrocampo sia a destra che a sinistra. Piace molto anche il centrocampista nigeriano Awa della Cavese. Per Oviciak, Di Sole e Giabua trattative in evoluzione, mentre si allontana definitivamente Capomaggio per l'intesa con il Castellion. Accordo raggiunto per il difensore Carnielutti destinato al Sorrento, doppia seduta per il Catania dopo la giornata di riposo. Il ritiro del Massimino si concluderà domenica prossima. Per la seconda fase a Norcia si attende un organico rinnovato, seppur ancora non completo. E il Palermo in ritiro, sconfitto per 1-0 dai tedeschi dell'Ingolstadt. Sul mercato ufficiale l'arrivo del portiere Fortin.
Seconda amichevole, primo KO nel ritiro in Val Gardena per il Palermo. Dopo il successo nella prima uscita contro i padroni di casa della Gardena, i rosanero cedono 1-0 ai tedeschi dell'Ingolstadt, formazione già più avanti nella preparazione. A decidere la sfida è il gol di Drakulic nella ripresa. Le indicazioni migliori per la squadra di Filippo Inzaghi arrivano dal primo tempo, quando i rosanero hanno costruito diverse occasioni, spingendo con continuità alla ricerca del vantaggio. Nella ripresa invece il ritmo è calato sensibilmente e i numerosi cambi non hanno prodotto gli effetti sperati, con la formazione tedesca che ha trovato il vantaggio e poi sfiorato anche il raddoppio. Nel finale i rosanero vanno vicini alla rete del pareggio con un pericoloso colpo di testa di Peda, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-1 fino alla fine del match. Vabbè, la partita vale poco per quanto riguarda ovviamente il risultato, perché è la prima vera amichevole che facciamo. Vale perché è un test, è sempre importante mettere minuti nelle gambe in questo momento, sappiamo che stiamo lavorando tanto, quindi le gambe fanno un po' fatica a girare, anche per quello magari siamo tutti un po' meno brillanti ed è un po' più difficile creare occasioni da gol contro una squadra che è più avanti di noi in preparazione, e sapevamo questo, sapevamo che dovevamo stare sul pezzo. Era già una partita per vedere un po' di carattere di questa squadra che secondo me, come ha dimostrato l'anno scorso, sta mantenendo quest'anno. È ufficiale intanto l'approdo di Mattia Fortin, ex Padova e Lens, che arriva in rosanero per ricoprire il ruolo di vice Joronen. Il classe 2003 si trasferisce al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Lens. De Planche invece va in prestito al Frosinone. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 14, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.